Riscontrato un caso di positività in un B&B a Rogliano, si tratta di una donna proveniente da Milano. L'ANAS ha deciso di intervenire sul viadotto Cannavino, da lunedì si chiude per un lungo periodo di tempo, in Sila si arriva attraverso i percorsi alternativi. Un pentito svela in aula all'Ocri il piano per attentare alla vita di Gratteri. Conferenza stampa a Catanzaro di Parentela, Melicchio e Granato sulla proposta di legge taglia privilegi, attacco al Consiglio regionale. Il Cosenza stecca in casa con l'Ascoli e pregiudica la corsa a salvezza, il Crotone supera il Benevento e guarda con fiducia alla Serie A. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, c'è un nuovo caso di Covid in Calabria, si tratta di un'anziana tornata nella nostra regione da Milano dove si era sottoposta a 3 tamponi che però erano risultati negativi. Vediamo. Arriva dalla Valle d'Aosta, l'anziana risultata positiva al coronavirus nel Cosentino. Nella cittadina del nord Italia era stata ricoverata per una frattura al femore. Era risultata positiva durante il ricovero, poi si era negativizzata. Prima di partire, infatti, era stata sottoposta a 3 tamponi, tutti negativi. Doveva essere ricoverata in una struttura per la riabilitazione in Calabria, ma prima del ricovero è stato nuovamente ripetuto il tampone, che è risultato appunto positivo. Adesso la donna, che ha 91 anni, è in quarantena obbligatoria in un bed and breakfast a Rogliano. Il responsabile della task force dell'ASP di Cosenza, Mario Marino, insieme al dottor Sisto Milito, di ritorno proprio dalla cittadina del Savuto, tranquillizza. La situazione, dice, è sotto controllo. Sto andando a Rogliano, dove abbiamo fatto l'inchiesta epidemiologica, abbiamo fatto il tampone al figlio, domani lo faremo anche alla proprietaria e al nipote. Diciamo che abbiamo fatto un'inchiesta epidemiologica molto rapida e anche, devo dire, semplice, perché la signora è venuta in macchina insieme al nipote e al figlio, quindi siamo tranquilli. Noi ci eravamo preoccupati che fosse venuto in aereo, quindi sarebbe stato più complicato la questione. Abbiamo fatto la quarantena obbligatoria sia per la signora che per il figlio e il nipote, quindi siamo in attesa. Domani pomeriggio avremo risultati. Questo dimostra anche che non si abbassa la guardia, anche se c'erano 3 tamponi negativi, la task force insomma ha voluto ripetere il test. Sì, perché noi stiamo facendo uno screening piuttosto importante sia a Paola, sia a Cosenza, sia in qualche misura anche in periferia. Vogliamo continuare questo modo di fare screening in maniera seria e approfondita, appunto per evitare che ci sia anche qui una ripresa dell'infezione. Vorrei ricordare che il virus ancora circola anche in maniera importante, ci sono dei focolai epidemici in tutta Italia, c'è l'RT che è aumentato in maniera significativa sia nel Veneto che in Emilia Romagna che nel Lazio, quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Il Dipartimento di Prevenzione deve essere in grado di avere le risorse sufficienti per poter continuare a svolgere il suo lavoro, che fin qui è stato egregio. Ed è proprio questo caso che è conteggiato come nuovo contagio nel bollettino regionale, ma facciamo il punto. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 96.902 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.183, più una rispetto a ieri, mentre quelle negative sono 95.719. Lo riferisce il bollettino quotidiano della regione. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 182 guariti, 33 deceduti.
Cosenza 2 in isolamento domiciliare, 433 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto, 16 in isolamento domiciliare, 256 guariti, 19 deceduti. Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 77 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.445. Intanto una dottoressa originaria di Fiumefreddo Bruzio, siamo nel Cosentino, che lavora nel Lazio, dopo un breve periodo trascorso in famiglia nel proprio paese di origine, ha fatto rientro a Roma in treno con un congiunto il 30 giugno scorso. Eseguito il tampone di controllo prima di riprendere il servizio, è risultata positiva. Il congiunto oggi ha fatto rientro in treno e si è autodenunciato, ma il capotreno ha deciso di farlo scendere a Napoli, dove sarà eseguito il tampone in queste ore. Adesso la task force dell'ASP di Cosenza, allertata dalla struttura sanitaria romana presso la quale lavora la dottoressa, sta ricostruendo la catena di contatti. Altro argomento importante del nostro telegiornale riguarda il ponte Cannavino, il ponte di Celico, che da lunedì sarà chiuso al traffico per un intervento che non era più rinviabile, e quindi in Sila si arriverà attraverso percorsi alternativi. Vediamo. Alle 6 del mattino aprirà il cantiere. Da lunedì il Cannavino resterà chiuso al traffico, lavori di messa in sicurezza urgenti per il ponte di Celico, fa sapere l'ANAS, interventi non più rinviabili. Abbiamo completato il risanamento corticale delle pile del viadotto. Adesso c'è la fase più importante, quella sull'impalcato, dove dobbiamo intervenire con tecnicamente si dice precompressione esterna, che serve a recuperare gli effetti del tempo su questo tipo di opere, quindi il fluage del calcestruzzo e il rilassamento dell'acciaio. Quindi sostanzialmente dobbiamo intervenire per ristabilire una congruenza delle armature per quel tipo di opera. Quando termineranno i lavori? Ci vorranno i primi mesi del 2021. Le lavorazioni, ripeto, sono complesse, per cui diciamo, noi presteremo la massima attenzione, cercheremo di operare per velocizzare l'operazione al massimo e quindi consentire una riapertura il più velocemente possibile. Per arrivare in Sila sono stati predisposti percorsi alternativi, ma a preoccupare gli automobilisti sono anche i diversi impianti semaforici. Saranno rimossi? Uno l'abbiamo già rimosso, quello in corrispondenza di Spezzano, dove nei pressi della nuova rotatoria abbiamo realizzato sul percorso alternativo. L'altro, quello sotto Rovito, ancora qualche giorno però verrà anche quello rimosso. Ne restano 3 sulle opere più importanti, sul fondente, sul Serra Vaccaro e sul Gangarello. Per quanto riguarda quelli del fondente e del Serra Vaccaro, stiamo cercando di lavorare per consentire una riapertura temporanea nel mese di agosto. Sul Gangarello purtroppo resterà il semaforo. Finalmente lunedì inizieranno i lavori che, a quanto ANAS ci ha detto, dovranno durare circa 8 mesi, nella speranza, come più volte detto nei tavoli della prefettura, di aumentare il personale
per cercare quantomeno di ridurre i tempi. Molte proposte sono state fatte ai tavoli del COV della prefettura. La statale 107 è una delle arterie più importanti della provincia di Cosenza, cioè collega le due province, Cosenza e Concordone. Quello che è emerso dalla gestione di questi lavori mi si deve consentire è una forte approssimazione, perché non si aprono 5 cantieri in 30 km di viabilità. Ho chiesto l'utilizzo di personale ANAS, pare che sia stata accordata questa cosa per quanto riguarda almeno i giorni festivi, per ridurre al minimo i disagi. Noi saremo vigili nel cercare di intervenire qualora dovessero esserci delle difficoltà. E cambiamo argomento, siamo alla cronaca. Un pentito svela in aula all'Ocri il piano per attentare alla vita del procuratore Gratteri. Vediamo. Dall'aula del Tribunale di Locri, dove si sta celebrando il processo Banco Nuovo Cumps, arriva un'altra notizia inquietante. Il pentito Maurizio Maviglia, ascoltato nell'ultima udienza dai giudici locresi, ha riferito che nel 2016 chiese di parlare con i magistrati di Salerno e Messina per illustrare i contenuti evidentemente a lui noti di un progetto di attentato contro il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. La notizia si aggiunge a quella di pochi giorni fa, secondo la quale i clan del Vibonese hanno affidato ad un killer professionista residente a Belvedere Marittimo, circostanza che indubbiamente merita particolare attenzione, il compito di uccidere l'alto magistrato. Maviglia ha ricordato l'episodio delle minacce inquietanti al figlio del procuratore Gratteri, avvenute proprio 4 anni fa a Messina. Ignoti una sera suonarono al citofono dello stabile dove il giovane risiedeva senza rivelare la loro identità, ed ha aggiunto che nello stesso contesto temporale in ambienti mafiosi era certa la voce di un attentato al capo dei PM catanzaresi. Da qui la richiesta di essere ascoltato. Le dichiarazioni di Maviglia sono state rilevate e registrate dunque dal PM di turno e dal Presidente del Tribunale e ovviamente saranno oggetto di un'inchiesta della Procura competente. Un assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso l'Istituto di Castrovillari è stato aggredito da un detenuto che gli ha sferrato un pugno al volto. Vediamo. Ancora una volta purtroppo siamo costretti a registrare un episodio brutale ai danni di chi ogni giorno garantisce sicurezza all'interno delle carceri. Un assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso l'Istituto di Castrovillari è stato vittima di una violenta aggressione perpetrata da un detenuto. Il collega della Polizia Penitenziaria, che è addetto all'ufficio magazzino detenuti, mentre era in procinto di consegnare i pacchi postali sul piano detentivo, è stato aggredito senza motivo da un detenuto al rientro dai locali dei passeggi. Un pugno in faccia, il collega è stramazzato a terra, ha sbattuto violentemente la testa e la schiena. Solo il provvidenziale intervento degli agenti di polizia penitenziaria, accorsi immediatamente sul posto, unitamente alla sorveglianza generale e al comandante di reparto, hanno evitato che le cose degenerassero. La prognosi è di 90 giorni. Purtroppo non è l'unico episodio di violenza registrato negli istituti di pena. La polizia penitenziaria si trova sempre più sola a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano a causa della grave mancanza di personale senza strumenti e mezzi nel far fronte alle criticità all'interno degli istituti penitenziari. Bisogna tenere alta l'attenzione. Quello che chiediamo al governo nazionale è di stare vicino alla polizia penitenziaria, che è un corpo di polizia che è impegnata giornalmente sull'ordine e la sicurezza di questa nazione. Un volume in latino risalente al 1651, un commentario della Bibbia trafugato da un convento di Sulmona, siamo in provincia dell'Aquila, è stato scoperto dai carabinieri di Vibo Valentia nell'Accademia delle Belle Arti Fidia di Stefanaconi nell'ambito delle indagini che hanno portato all'arresto di 2 docenti insospettabili dello stesso istituto, marito e moglie trovati
trovati in possesso in casa di un vero e proprio arsenale. Il libro era esposto insieme ad altri volumi in uno dei laboratori dell'istituto dentro una teca di vetro. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza hanno riconosciuto nel volume un'opera di assoluto pregio, stimando la pubblicazione al 1651. E restiamo a Cosenza. Tenta di truffare un anziano con il trucco dello specchietto. Un 27enne lametino è stato identificato e denunciato dalla polizia. Vediamo. Questa volta una delle vittime si è rivolta alla polizia e così è stato individuato e denunciato l'autore delle truffe dello specchietto, numerosi colpi messi a segno negli ultimi mesi nell'Interland cosentino. Si tratta di un 27enne di Lamezia Terme, nel mirino soprattutto persone anziane. La tecnica era la solita: a bordo dell'auto si posizionava al centro della strada, rallentava a passo d'uomo così da indurre i veicoli che seguivano a sorpassare. Dallo specchietto retrovisore osservava con calma le persone alla guida e così, quando individuava la vittima, ossia persone anziane sole in auto, entrava in azione. Urtava lievemente il veicolo, sterzando repentinamente quando la vittima prescelta affiancava il veicolo per indurla così a credere di aver rotto lo specchietto e aver causato danni alla carrozzeria. Ma per evitare problemi o fastidi proponeva ai malcapitati di versare 150 euro in contanti. Non si aspettava però la reazione dell'ultima vittima, che ha subito chiamato il 113. Erano nei pressi del ponte di Campagnano a Cosenza quando sono arrivate le pattuglie della volante. Il 27enne, con precedenti per furto e truffa, è stato così denunciato per truffa aggravata e minacce. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare ulteriori vittime del truffatore. La Polizia di Stato ricorda nell'occasione a tutti gli automobilisti di rivolgersi alle forze dell'ordine quando si hanno dubbi sulla dinamica di un sinistro. Si invita poi a prestare la massima attenzione perché spesso i truffatori sfruttano danni già presenti sulla carrozzeria delle loro auto, simulano il rumore dell'urto tra auto che non avviene realmente e si fanno aiutare da un complice che, appostato poco distante, finge poi di essere un testimone oculare. Conferenza stampa a Catanzaro dei 5 Stelle, Parentela e Melicchio e Granato sulla proposta di legge sul taglio dei privilegi, attacco al Consiglio regionale. Vediamo. Un'altra conferenza stampa per dire a tutti che la politica calabrese è la più cara d'Italia e che i risultati sono pessimi. Granato, Melicchio e Parentela insistono perché il Movimento 5 Stelle ha un obiettivo: approvare la legge sul taglio dei privilegi che il Consiglio regionale non vuole nemmeno portare in discussione. I tre menano duro e menzionano una serie di scivoloni in cui sono incappati i consiglieri, definendo lacrime di coccodrillo il pentimento seguito alla vicenda sui vitalizi. Noi abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa popolare, visto che non abbiamo rappresentanti in Consiglio regionale, proprio per tagliare i costi della politica. Prevediamo un risparmio di oltre 3 milioni di euro. Questa proposta di legge non è stata ancora messa in discussione presso il Consiglio regionale. Questa è una grave violazione della normativa regionale e anche statutaria, perciò noi abbiamo interpellato il governo tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro Boccia per gli affari regionali per segnalare questa grave anomalia che permetterà quindi una diffida del governo presso il Consiglio regionale. Qualora il Consiglio regionale non dovesse mettere in discussione questa proposta di legge di iniziativa popolare, è previsto anche lo scioglimento del Consiglio regionale. Nello specifico noi abbiamo depositato una proposta di legge sul taglio dei costi della politica calabrese, la cosiddetta taglio privilegi, prevede la riduzione del 40% degli stipendi dei consiglieri regionali, degli assessori, dei presidenti di commissione e del presidente di regione, così come un taglio del 40% sulle spese dei gruppi consigliari. Oggi il Consiglio regionale calabrese è fra i più costosi d'Italia, costa quanto il Consiglio regionale della Lombardia, che ha 5 volte la popolazione della regione Calabria, ha il doppio dei consiglieri, ma costa uguale. A Cosenza adesso per il flash mob del Movimento Azione per richiamare l'attenzione sulla necessità di potenziare il reparto di pediatria dell'ospedale dell'Annunziata. All'iniziativa hanno partecipato diverse associazioni del territorio. Vediamo.
Questi giocattoli lasciati in Piazza dei Bruzzi a Cosenza simboleggiano i bambini ai quali deve essere garantito il diritto alle cure. In tanti hanno aderito al flash mob organizzato dal gruppo di azione Il Movimento di Carlo Calenda, un'iniziativa per richiamare l'attenzione sulla necessità di potenziare il reparto di pediatria dell'ospedale dell'Annunziata. Preoccupa infatti l'accorpamento dei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica effettuato durante l'emergenza Covid, una scelta che, spiega Luca Timpani, referente di azione, ridimensiona gli spazi, penalizzando l'area dedicata alla oncoematologia. Nonostante le rassicurazioni offerte dalla direzione sanitaria, non vi sono novità sul ripristino delle precedenti condizioni. Al flash mob hanno partecipato diverse associazioni di volontariato del territorio, tra cui anche la Gianmarco De Maria. I nostri figli hanno diritto ad essere curati come si deve e il reparto di pediatria, così come chirurgia pediatrica, ma anche tutta l'area materno-infantile ha diritto ad essere trattata e considerata così come merita. Noi speriamo che questo allarme lanciato anche dai genitori possa rientrare nel più breve tempo possibile, ma sicuramente noi staremo attenti perché questo accada e anzi rilanceremo soprattutto per alcune promesse e alcuni impegni presi negli anni passati e che non sono stati realizzati, come quello della realizzazione della grande area pediatrica nell'ospedale Annunziata di Cosenza, che ha visto protagonisti l'azienda ospedaliera, noi e l'associazione 30 Ore per la Vita. La Fondazione Vialli Mauro per la ricerca e lo sport ha donato un mammografo di ultima generazione all'ospedale pugliese di Catanzaro. La nuova apparecchiatura è in grado di rilevare lesioni tumorali al seno anche di dimensioni assai ridotte. Vediamo. Un mammografo digitale di ultima generazione del costo di circa 400.000 euro è stato donato dalla Fondazione Vialli Mauro all'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro. Ecco la cerimonia di consegna, conclusa con la benedizione dell'arcivescovo Bertolone, un macchinario importante per la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Questo è un momento molto importante per noi, che stiamo lavorando da oltre un anno per creare una equipe multidisciplinare per la cura dei tumori della mammella. Tutte le donne calabresi potranno utilizzare questo macchinario di ultima generazione che ci consentirà ai nostri radiologi di avere degli esami ben più precisi, quindi con una diagnosi più certa, più rapida e quindi con una terapia più rapida che potrà essere eseguita sulle nostre pazienti. Emozionato l'ex campione della Juve e del Catanzaro Massimo Mauro, copresidente della Onlus, il quale ha spiegato che l'idea della donazione è nata parlandone con Gianluca Vialli. Anch'io da cittadino catanzarese sono un po' stufo di sentire che tutti per curarsi devono andare al nord o devono andare in altri ospedali, soprattutto il tumore alla mammella, che è il tumore prima causa di morte tra le donne, ma con una diagnosi precoce è anche il tumore che guarisce al 100%. Quindi è una macchina importantissima, la mammografia digitale consente proprio una diagnosi precoce e quindi lo abbiamo donato a questo ospedale. Lo sport, cominciamo con il Cosenza, siamo chiaramente al calcio, il Cosenza stecca in casa con l'Ascoli e pregiudica la corsa a salvezza, vediamo. Non è bastato un primo tempo quasi perfetto per superare l'Ascoli e compiere un altro passo verso la salvezza. Il Cosenza ferma bruscamente la sua corsa e viene risucchiato al penultimo posto in classifica, superato dal Trapani che ha approfittato dello scontro diretto con il derelitto Livorno. I lupi, riveduti e corretti da mister Occhiuzzi, hanno avuto un buon approccio alla gara, rischiando pochissimo e costruendo 3 o 4 nitide occasioni da gol, con Rivière fermato dalle ali, Dorazio che ha visto il suo colpo di testa spegnersi sulla parte alta della traversa, Baez al tiro da fuori controllato dall'estremo difensore bianconero e ancora Rivière che, servito da Baez, ha provato il tap-in mancando di pochissimo il bersaglio. Nel secondo tempo, dopo la palla gol ispirata da Casasola per Baez e neutralizzata dalle ali, l'Ascoli ha creato 2 occasioni favorevoli per Scamacca. La prima ha trovato Perina reattivo, alla seconda però l'attaccante under 21 ha sbloccato il risultato sfruttando l'assist di Ninkovic che lo ha smarcato davanti al portiere rossoblù. Svantaggio immeditato ma letale per il Cosenza che si è gettato in avanti alla ricerca del pareggio, non sempre con la lucidità necessaria. L'assalto dei lupi stavolta non è servito a rimettere in equilibrio la gara e a salvare il salvabile. Lo stop allunga le distanze e complica una rincorsa già difficile, ma il Cosenza ci proverà fino in fondo. Il Crotone invece supera il Benevento e guarda con fiducia alla Serie A. Vediamo.
Il Crotone batte all'uscita la capolista Benevento grazie a una tripletta di Simi e ottiene l'8º risultato utile consecutivo, riportandosi da solo al secondo posto con 3 punti di vantaggio su Cittadella e Pordenone. Rispetto al match contro l'Ascoli, mister Stroppa attua 4 modifiche nello schieramento iniziale. Inzaghi invece si affida al 4-3-2-1 con Improta e Insigne alle spalle di Moncini. Parte subito forte la squadra di casa che, dopo aver sfiorato il vantaggio con Zanellato, va a segno con Simi che di testa, su perfetto invito dalla destra di Gerbo, non lascia scampo a Montipò, diventando così il re dei bomber in B con la maglia rossoblù. Al 18° arriva il raddoppio, sempre ad opera del nigeriano che sfrutta al meglio un rimpallo e inganna il portiere ospite con delizioso scavetto. Gli squali non si accontentano e sfiorano la terza marcatura con Messias, ma il suo tiro colpisce la traversa. I pitagorici controllano senza problemi il doppio vantaggio e al rientro degli spogliatoi vanno ancora vicini al 3-0, prima con Messias, tiro respinto da Montipò, e successivamente con Zanellato che da ottima posizione manda sull'esterno della rete. Gli uomini di Stroppa dominano il match, la terza rete arriva al 71°, a segnarla è ancora Simi, di nuovo sul cross di Gerbo con il bomber pitagorico che impatta perfettamente al volo di sinistro. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Terminata la prima fase di caldo africano sulla Calabria, ci troviamo ora a fare i conti con l'instabilità causata da un minimo depressionario in quota che traslerà nella giornata di sabato lungo il Tirreno. Avremo un calo delle temperature con rovesci e temporali sparsi, specie nelle aree interne della regione. Domani cielo poco nuvoloso al mattino, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree interne, specie del Cosentino, dove potrebbero verificarsi rovesci localmente anche a carattere temporalesco, in possibile sconfinamento ai litorali tirrenici. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani venti moderati da maestrale ovunque con mare, mosso il Tirreno e il settore ionico crotonese, poco mosso nei rimanenti settori ionici. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.